Santa Eulalia, Cagliari, il cuore di Marina. Uno scavo, un quartiere intero sta restituendo in questi anni una storia antichissima. Siamo con Giovanna Pietra per la soprintendenza ai beni artistici, archeologici, è un po' tutto cambiato. Ma questa collina è una collina magica. Che cosa racconta? Racconta la storia di un luogo che è stato scelto in tempi antichissimi dall'uomo per essere vissuto e ha continuato ad essere vissuto fino ad oggi. Un'intera città che ha vissuto per millennio quasi, nel quartiere della Marina. In particolare questa storia millenaria si può vedere, si può vivere direttamente sotto i nostri piedi. Allora andiamo proprio sotto i nostri piedi, lasciamo il piazzale di Santa Eulalia e ci immergiamo nei suoi sotterranei. Un'intera comunità che è vissuta qui, è proprio una città. È un pezzo di una città, è una parte di un quartiere di una grande città. In età punica, in età romana, Cagliari era una grande città, un po' come oggi. E questa è una piccola parte di quella grande città. Quello che noi assaporiamo è un percorso che rende però tutto questo visitabile, è un grande flashback. Sì, l'area archeologica di Santa Eulalia è un piccolo gioiello di Cagliari, nata dalla collaborazione tra la soprintendenza archeologica e in particolare la dottoressa Donatella Mureddu, che allora si occupava di Cagliari, l'Università di Cagliari, con la professoressa Rossana Martorelli e i suoi studenti che hanno lavorato, hanno imparato a fare gli archeologi. Si sono sperimentati. Si sono formati in questo luogo, e la parrocchia di Santa Eulalia che ha scommesso un po' su quello che c'era sotto ha la creato chiesa. Un centro di economia culturale in un quartiere che stava rinascendo. Sì, decisamente. Era in pieno restyling e forse lo è ancora. Sicuramente lo è ancora. I lifting bisogna rinnovarli. Sicuramente lo è ancora, e questa area archeologica può essere decisamente un punto focale del quartiere attorno al quale si può rinascere anche o comunque e forse continua. riscrivere anche la storia della città, chissà. Chissà, la storia della città la riscrive ogni giorno. Qual è il futuro? Diciamo quello si naviga un po' a vista, perché naturalmente l'archeologia ogni giorno ti regala qualcosa di nuovo. Però quali sono i prossimi progetti? I prossimi progetti per Cagliari sono molti. Ci sono molti cantieri aperti di riqualificazione dei siti archeologici visitabili, come l'anfiteatro, come Tuvigeddu. Speriamo presto di poter affrontare anche una sistemazione della villa di Tigelio. Che sono delle perle in centro città. È stato terminato da poco il restauro della tomba di Rubelio, sempre a Tuvigeddu. Stanno iniziando i lavori di sistemazione della Grotta della Vipera, un altro piccolo gioiello. E a breve anche la tomba dei pesci, sempre su Viale Santa Vendracia. Tutti questi lavori che vedono comunque insieme diverse istituzioni nel rilanciare il patrimonio archeologico della città come valore del presente, per restituire proprio questa immagine di una città sotto la città e con la città. Bisogna avere anche un po' di pazienza, questo dobbiamo dirlo. Sì. Però, sì, perché ovviamente le belle cose necessitano il loro tempo, necessitano di denaro, necessitano di risorse economiche ma anche umane,
specializzazioni, professionalità che vanno formate ma vanno anche poi ben utilizzate. Tutto questo necessita di tempo, chiaramente. E poi chissà, ogni giorno spunta fuori qualcosa di nuovo e un arricchimento, una crescita e forse anche qualcosa delle scoperte degli ultimi anni, forse a breve verranno in qualche modo restituite alla città. Tutto è iniziato per un po' di umidità. Lei allora era responsabile per la soprintendenza proprio dell'area cagliaritana e ricevette una telefonata. Sì, mi chiamò il parroco di Sant'Eulalia, siamo alla fine del 1989, mi sembra... Qualche annetto fa. Purtroppo sì, qualche annetto fa, nel dicembre del 1989. Mi chiamò per dirmi che mentre si facevano dei lavori di deumidificazione del pavimento della sacrestia, quindi era stato buttato giù il pavimento, era venuta in luce l'imboccatura di un pozzo e secondo lui questo pozzo si sarebbe potuto scavare in breve tempo e mi proponeva quindi di seguire qualche giorno lo scavo di questo pozzo col gruppo speleologico Giovanni Spano per vedere che cosa restituiva, che cosa sarebbe insomma, fuori. Diamo luce a questo pozzo che in realtà ci ha messo un po' più di qualche giorno. Eh sì. Cosa è successo? Ma intanto bisogna dire che adesso l'imboccatura di questo pozzo non è a livello di quella che io vidi nel 1989, certo. Perché l'imboccatura del pozzo stava a livello del pavimento della sacrestia. Quindi quanti metri sotto? Quindi stiamo parlando di 6 metri più o meno rispetto all'imboccatura attuale. Esatto. E la prima cosa che mi saltò, che mi è venuta proprio in mente, era il fatto che il pozzo era orientato in maniera diversa rispetto alla chiesa. Quindi aveva un orientamento non perpendicolare alla parete della chiesa, ma aveva un angolo di 45 gradi, se non sbaglio. E questo è un segnale molto importante perché mi indica che questo manufatto non è stato costruito in funzione dell'edificio, ma è un qualcosa che era riferito a qualche altra situazione, a qualche altro edificio. Aveva una sua storia. E quindi ho pensato subito che potesse essere una preesistenza. E quindi lo scavo del pozzo è cominciato con i ragazzi del gruppo Spano, un'equipe veramente appassionata, che ha cominciato a scavare, ma nel frattempo continuavano i lavori di deumidificazione della chiesa, era stato tolto il pavimento, venivano fuori dei reperti stupendi, dei pezzi di sigillata chiara giganteschi, ceramica sigillata chiara, è una ceramica di fabbriche africane, nordafricane, databile al IV secolo d.C., lucerne venivano fuori. Quindi questa grande quantità di materiale mi ha proprio convinto che il pozzo facesse parte di una situazione molto più antica rispetto alla chiesa. E infatti dallo scavo del pozzo si è poi arrivati a scavare la zona intorno al pozzo, che ha restituito tutta una serie di fasi molto importanti, che vanno effettivamente dalla fase seicentesca a fasi più antiche, fino ad arrivare alla fase originale, alla fase romana, insomma, alla fase tardo-romana. E quindi, dicevo, la fase seicentesca. Il lavoro continuava tenendo presente anche ciò che l'archivio della parrocchia restituiva una serie di documenti che erano molto interessanti. In particolare il parroco della parrocchia di Sant'Eulalia, che allora era Don Mario Cugusi, mi portò dei documenti relativi a dei lavori che venivano fatti proprio a Sant'Eulalia per l'ampliamento del coro. E uno di questi documenti era veramente molto interessante perché in questo documento si faceva riferimento
prima a dei soldi dati, a dei pagamenti effettuati a un operaio che portava acqua, perché naturalmente per il lavoro della chiesa serviva l'acqua. Poi invece i soldi, il pagamento veniva effettuato per acquistare una corda per tirare giù l'acqua dal pozzo che si è trovato. Era Catalano che si è trovato questo pozzo. Quindi è una notizia interessantissima, perché mi dice che alla metà del 1600, nel rifacimento dei lavori per l'ampliamento del coro della chiesa, in uno scavo molto approfondito che era servito probabilmente, sicuramente, per realizzare le fondazioni del nuovo coro, era stato trovato questo pozzo e era stato deciso di utilizzare l'acqua che ancora si trovava nel pozzo. Quindi ancora funzionante? Sì, ma non utilizzato. C'era ancora una vena e dopodiché in un secondo tempo, quando vennero finiti i lavori, l'imboccatura del pozzo venne rialzata fino al livello della strada di Via del Collegio, diciamo. Quindi a livello della strada c'era la possibilità, quindi in questo spazio adiacente allora alla chiesa, di poter attingere l'acqua al pozzo che si è trovato, quindi a un pozzo più antico. Ma questo pozzo a che cosa faceva riferimento? A che cosa era legato? Qual era l'ambito in cui potevamo collocare questo ritrovamento? È stato un percorso lungo e difficile, durato veramente tanti anni, però come dice un famoso detto del libro I Ching, mi sembra, proprio il pozzo è la misura della continuità della vita dell'uomo in questo luogo. Quindi è un simbolo, direi proprio. L'acqua serve sempre. Un simbolo di quest'area archeologica, di quello che abbiamo fatto, di quello che... ed è stato quindi come si può dire, un faro che ci ha illuminato in questa ricerca. Certo. Andiamo nel nucleo di questa grande ricerca che poi è stata rinvenuta. Un'area di scavo che offre effettivamente la possibilità di vedere uno spaccato della storia, di una parte della storia antica di Cagliari, e di ripercorrere alcune delle vicende sicuramente importanti. La musealizzazione dell'area infatti ha puntato fondamentalmente a evidenziare alcuni di questi momenti. In che modo li ha evidenziati? Ha fatto sì che sostanzialmente convivessero attualmente gli uni accanto agli altri dei resti archeologici che di fatto non hanno vissuto insieme nell'antichità. Stiamo parlando di un arco di tempo di quanti anni, di quanti secoli? Un arco di tempo estremamente lungo, se vogliamo un arco di tempo che ha avuto inizio per quanto riguarda l'area di Sant'Eulalia intorno al IV secolo a.C., che IV-III secolo a.C., fase per cui vengono documentati dei tagli sul banco di roccia calcarea, dei tagli riconducibili a un'attività di cava. Quindi, per noi profani, il Cagliari, in realtà questa parte di costa era
una roccia, una grande, Sì. una grande scogliera. Dobbiamo immaginare il banco di roccia calcarea. Non immaginiamo il quartiere di Cagliari, il quartiere di Marina, non immaginiamo il porto, immaginiamo soltanto una scogliera di una qualunque area costiera, un banco roccioso della Sardegna. che verosimilmente veniva utilizzato per cavare del materiale da costruzione. Quando parlo di tagli di cava, evidentemente intendo proprio dei tagli effettuati sulla superficie di questo banco roccioso, dei tagli ortogonali nel caso specifico, che vanno a definire la forma proprio dei blocchi che venivano cavati. E poi cosa succede a questa cava? Come si trasforma? Perché incomincia a prendere vita in realtà. Assolutamente. La fase immediatamente successiva, almeno per quelle che sono le attestazioni archeologiche documentate, è di tutt'altra natura. In che termini? I tagli di cava vengono colmati, viene sigillata questa situazione di attività antropica e a seguire abbiamo come documentazione immediatamente successiva un'area verosimilmente cultuale. Perché la città dov'era? Il nucleo della città di Cagliari doveva essere evidentemente più spostato verso la laguna. Stiamo parlando della Calaris, dunque? Esattamente, non a caso l'area di culto, che è quella che segue all'attività di cava, documentata da un tesauros, diciamo poi di che cosa si tratta esattamente, era da intendersi come un luogo di culto generalmente ubicato un poco fuori dal centro abitato, esattamente. Quando parlo di tesauros intendo evidentemente un luogo di devozione che si traduce, nel caso specifico di Sant'Eulalia, in un grosso parallelepipedo risparmiato nel banco di roccia, quindi in pietra, a cui si addossano tre grossi blocchi, anch'essi di forma squadrata. Nel cubo di pietra risparmiata nel banco di roccia è presente un incavo anch'esso a sezione quadrangolare, che ha restituito ben 307 monete, quindi un bel gruzzolo. Dobbiamo vedere. Assolutamente sì. Un piccolo tesoro. Un cumulo di monete è un'area sacra. Sì, questa è una testimonianza di una delle fasi più antiche del sito, perché all'interno di questo resto di un thesaurus, cioè di un edificio che serviva per offerte monetali, è stato trovato un bel gruzzolo di monete di epoca romano-repubblicana, che vanno dalla metà del III secolo a.C., con delle testimonianze anche più recenti, e ci dicono di quale fosse proprio la destinazione di questo sito in quest'epoca, nell'epoca iniziale in cui la Sardegna entra nell'orbita del dominio romano, diciamo. E offerte monetali, perché? Ci dobbiamo sempre ricordare che questo era un luogo di transito, di passaggio, di arrivo alla città, quindi Cagliari è sempre stata una città portuale da sempre, quindi traffici del Mediterraneo che passavano dal porto di Cagliari. Sì, esatto. E questo obolo, queste monete potevano essere quasi un pedaggio, una tassa di soggiorno, chiamiamola così, per l'ingresso alla città. Ma sicuramente faceva parte di un santuario, non doveva esserci soltanto questo piccolo edificio. Il piccolo edificio faceva parte di un santuario un po' più ampio, di cui però ancora non conosciamo la fisionomia, i confini. Sotto una chiesa, impensabile camminare sotto una chiesa, ma in realtà che cosa accadeva sotto questa chiesa? Sotto questa chiesa si nascondono secoli di storia. La chiesa è stata costruita nel corso del Cinquecento, ma quasi certamente ha preso il posto di una chiesa più antica.
La Santa Eulalia, che sappiamo dalle fonti essere stata costruita dai catalani e gli aragonesi nel corso del 300. Della chiesa più antica non sembra vedersi niente, o forse qualche piccola traccia, mentre poi nel 500 è stata costruita la chiesa che abbiamo ancora oggi. Ed è stato proprio questo nuovo edificio che ha coperto totalmente i resti della città più antica, in un certo senso preservandoli, perché li ha mantenuti intatti per tutti questi secoli. Noi stiamo aggirando delle aree un po' pericolose, in realtà Sì. che cosa sono? Qui c'è una fognatura che passava sotto la strada, una strada molto bella, una strada lastricata che indica una certa qualità nella sua costruzione, che originariamente era più larga di come la vediamo adesso, poi a un certo punto è stata ristretta costruendo soprattutto questo muro che ne ha quasi bloccato l'accesso, quindi non si capisce perché a un certo punto da questa parte hanno deciso di non passare più Di non passare e più. di trasformarla in una strada probabilmente interna. Sovrapposizioni di storie abitate, di comunità che hanno abitato in modo diverso lo stesso spazio, è quello che succede un po' negli scavi urbani, così si chiamano. Sì, decisamente sì. Una città, soprattutto se ha continuità di vita, come anche Cagliari, quindi non ha mai smesso di esistere, accumula su se stessa tutti i livelli di storia. Sono state trovate diverse cripte sotto La chiesa sotto la attuale, chiesa sì. attuale. Erano 6 cripte, di cui la centrale più grande, che occupava tutto lo spazio sotto la navata centrale della chiesa, ed erano usate a scopo funerario, quindi c'erano delle tombe di uomini e donne, quindi non soltanto membri del clero, ma gli abitanti della città, gli abitanti del quartiere, come era l'uso di quel periodo. Non 6 addirittura, e poi a un certo punto le si dismette per costruire una nuova chiesa. No, in realtà le cripte fanno parte della chiesa che è stata costruita a partire dal 500. Le cripte sono più tarde, sono state realizzate dall'inizio del 1700. Quindi molto più tardi. Molto più tarde, sì, anche se sicuramente intorno anche alla prima chiesa si dava sepoltura, perché a partire dal Medioevo le sepolture sono all'interno della città, diversamente dall'età romana e diversamente poi dal 1800. Dopo l'editto di Sappiamo Saint-Cloud. che Napoleone fu uno dei primi certo. sostenitori di questo, perché ormai vivere nelle città era diventato insopportabile, perché accanto allo spazio dei vivi c'era lo spazio dei morti, ma con tutte le conseguenze anche sanitarie, poco salutari certo, della certo. presenza dei cadaveri. Noi dicevamo abbiamo camminato su una strada, un muro che non sappiamo di cui non sappiamo il perché, e invece anche in questo caso una zona delimitata. Sì, questo in realtà ha costituito il limite della strada fin dall'inizio, ed è il muro che delimita un isolato che doveva essere abbastanza ampio. Oggi noi vediamo soltanto una parte, il resto è ovviamente sepolto sotto la strada adiacente al complesso, ed è composto da diversi vani costruiti in una tecnica anche abbastanza bella, poderosa e di qualità, e con sicuramente un secondo piano. Blocchi di pietra molto importante, anche ben lavorata. Sì, lavorata, grandi, quindi una struttura molto poderosa, e quindi si tratta di un isolato bello, un quartiere della città sicuramente di un livello piuttosto elevato, come hanno dimostrato anche i reperti che abbiamo trovato durante lo scavo. Un pavimento addirittura con un colonnato di un edificio certamente importante. Se doveva essere addirittura colonnato, che cosa? La via colonnata doveva condurre ad un edificio sicuramente importante. Quello che oggi si vede, che è stato possibile riportare alla luce durante gli scavi, è soltanto una parte probabilmente piccola, anche se ha una lunghezza di 24 metri. Presumibilmente un'estremità arrivava al mare, perché la sua direzione è quella del porto antico, e l'altra estremità arrivava più o meno nella zona dove la fantasia però così corre, una via colonnata verso il mare addirittura, perché questo stimola, no, la fantasia, però possiamo immaginarla, non sarebbe una novità per le città, assolutamente, per le città molto antiche. documentata nelle città antiche, ma non antichissime. Anche. Il porto dove doveva essere? Il porto oggi è documentato dagli scavi subacquei, si trovava nella zona
che oggi equivale a Viale Cimitero, alla zona di Via Campidano. Quella parte lì che oggi noi percorriamo a piedi in macchina, in realtà era un'insenatura, quindi lì doveva essere un approdo portuale. Non dimentichiamo che Cagliari era comunque un punto di riferimento nelle tappe del Mediterraneo, così come ancora oggi, insomma, si può fare. Sì, sì. In tutte le epoche lo è stato. La soprintendenza ha coordinato i lavori, ma l'università ha dato la possibilità a tanti studenti di, insomma, cimentarsi. Sì, si sono formate generazioni di studenti, lo scavo è durato 36 mesi, quindi 36 mesi è un periodo molto lungo. Se pensiamo che di solito gli scavi sono 1 mese, 2 mesi all'anno, è come se avessimo lavorato 36 anni. Quindi si sono formati qui numerosi studiosi, centinaia senza esagerare, e diciamo hanno fatto una bella palestra. A che punto siamo con la ricerca? Perché tanti studiosi, tante ricerche. Sì, la ricerca sta andando avanti, adesso stiamo lavorando per pubblicare questo scavo. È uno scavo molto grande, sono tantissimi secoli di storia, quindi dobbiamo pubblicarlo a tappe, non è possibile pubblicarlo in un'unica. È un'enciclopedia. Sì, e stiamo lavorando per questo. I materiali sono moltissimi, molto interessanti, e non riguardano solo la storia di questo quartiere, ma la storia della città. Della città tutta. Perché da questo quartiere, certo. Comunque, appunto. Dicevamo, è un'interazione con il mare, con il Mediterraneo e con quanti in questo spazio di vita potevano passare. È un'antica colonna ancora in situ, c'è molto da scoprire, c'è molto da lavorare. La città di Cagliari conserva ancora un'inaspettata storia tutta da scoprire. Certo, 20 anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che sotto la chiesa e per ragioni di umidità si sarebbe scoperto tanto. Eppure molti cagliaritani, molti sardi ancora non conoscono Sant'Eulalia, un vero e proprio gioiello nel cuore della città, tutto da visitare. Conosciamo meglio la nostra isola. Sardegna Archeologica, alla prossima puntata.